Si sono concluse ieri sera a Favara le iniziative legate alla seconda edizione di Creatività Femminile, la manifestazione promossa da diverse associazioni locali e patrocinata dall'ente comune, inserita nell'ambito dei festeggiamenti della donna. La Sala del Telone Rosso ha fatto da scenario al defilé di bellezza intitolato Birgizza d'Epoca, che ha visto sfilare sulla passerella 13 ragazze dapprima in abito nero e poi spazio ai colori con abiti d'epoca in perfetta sintonia con il maniero medievale. Tra una sfilata e l'altra, poesia e canto sono stati gli ingredienti che hanno permesso di intrattenere il folto pubblico presente. Mi congratulo con le organizzatrici, con i consiglieri che hanno partecipato attivamente all'organizzazione, con le associazioni che hanno fatto la parte dei protagonisti in questa manifestazione, che sicuramente è riuscita veramente con un grande successo, e questo lo si può vedere anche dal grande pubblico che abbiamo oggi qui al castello. Questo è frutto comunque di un entusiasmo, di un movimento generale che c'è a Favara. Il castello ospiterà tra l'altro prossimamente a partire dal 27 marzo la sagra dell'Agnello Pasquale, che quest'anno interesserà, oltre che l'Agnello Pasquale in sé per sé, lo stiamo facendo interesserà diversi argomenti sempre collegati all'agnello, tra cui delle mostre d'arte, altre mostre legate sempre all'agroalimentare e comunque sempre alla sagra dell'Agnello Pasquale. Una sfilata, tantissime ragazze, un ringraziamento mio personale va a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Una manifestazione sponsorizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale, ma di certo i meriti ed i ringraziamenti vanno al Vicepresidente del Consiglio Comunale, Erika Matina, e alle altre ragazze consiglieri comunali, quindi a Maria Vella, a Tania Sgarito e a Jenny Chianetta. Sono contenta della riuscita di questa settimana appunto di eventi e devo ringraziare principalmente a nome mio e delle altre consigliere donne in consiglio, Tania Sgarito, Gianni Chiaretta e Mariella Vella, le associazioni che insieme a noi hanno permesso la realizzazione di queste giornate, che sono Fabaria Donna, la Fidapa, il Telamone e il Circolo Liberal, che davvero ringrazio di cuore perché i ragazzi si sono davvero impegnati tanto, ci hanno messo tanta buona volontà e hanno lavorato davvero molto per la riuscita di questo evento. Infine le 3 ragazze più belle sono state premiate dalla giuria con le fasce di prima, seconda e terza classificata. Una fascia è stata data dallo sponsor che ha messo in palio un book fotografico. Presente all'ultimo appuntamento legato all'importanza del ruolo della donna nella società, oltre alle consiglieri comunali organizzatrici, anche l'amministrazione comunale.